Come si disegna Topolino? A raccontarlo a GV Nice è il disegnatore veneziano Maurizio Amendola, che per 40 anni ha lavorato per Walt Disney realizzando il fumetto Topolino e che oggi tiene corsi per ragazzi delle scuole per insegnare come si realizza l'immagine, partendo da forme come il cerchio, il quadrato o un ovale. Ci vuole uno schizzo, è come che uno scrittore ha in testa la trama di una novella, un raccontino, ce l'ha e poi mentre scrive metti i dettagli. E su una semplice salvietta dà una dimostrazione pratica di come insegna ai giovani. Fatto il cerchio, disegniamo una specie di ovale dove andrà il musetto di Topolino. Boh. Poi mettiamo le orecchie. Sono 2 cerchi. Io gli dico dove mettere, vedi che già vi è fuori. Io gli dico dove metterli, no? E adesso cominciamo a mettere gli occhi. Io gli sto disegnando rovescio. Gli occhi, poi disegniamo il nasetto, i capelli, chiamiamo i capelli di Topolino, lo facciamo sorridere e così via. Poi c'è il corpo, qua ci diamo come punto di riferimento una specie di quadrato e poi gli faccio disegnare la camicia, così e poi eccetera 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 eccetera. Ma qual è il segreto per realizzare un bel Topolino? C'è una sola cosa da fare, copiare e chi lo sa fare, ti prendi un disegnatore che ami, che ti piace e copi il viso, le espressioni, come si muove, come si vede il profilo di dietro, dall'alto. Se devo fare un Topolino che corre, io mi accenno un po' come deve essere. Una volta che ho fatto questo scarabocchio, adesso me lo metto diritto, so dove devo andare perché ho i volumi, non posso sgarrare e posso andare nei particolari.